Buongiorno a tutti. Allora, oggi è lunedì. Ieri io e mio moroso con i miei poi siamo stati in Marga Ciauta e lì abbiamo stuzzicato un pochino, abbiamo mangiato qualcosina, la ricotta è una cosa, è buonissima, c'è sa di panna, ha un gusto che è completamente diverso dalle ricotte che si comprano. C'è una novità che avrete sicuramente notato, sono i capelli, li ho decolorati qua a casa. Ho utilizzato, vi faccio vedere i prodotti prima che me li chiediate. La decolorazione è questa qui della Garnier Olia e ho usato il tonalizzante della Riche o la Riche, non so come si pronuncia la marca, Directions, e questo si chiama White Toner. Questo praticamente va a togliere il giallo perché quando andate a decolorare i capelli diventano gialli, cioè è impossibile che diventino così solo con la decolorazione. Sono soddisfatta del risultato. Li ho decolorati perché dovevo togliere il rosso delle tinte dell'inverno. Non riuscivo più a fare andare via quel rosso. Sapete che avevo un colore fino a qua e poi da qui in giù avevo un altro colore. C'era ancora il rosso delle varie tinte. Il rosso è difficilissimo da mandare via, si riesce a tirare via solo con la decolorazione. Se faccio delle tinte mi vengono del colore che c'è sulla scatola praticamente, perché prima, se vi ricordate, il colore mi durava qualche giorno, tempo qualche lavaggio e andava via e ritornava il colore vecchio. Ditemi se sto bene secondo voi così. Tanti mi hanno già detto che sto benissimo con questo colore di capelli e quindi beh, l'importante è che piaccia a me piace, però insomma anche il giudizio degli altri mi fa piacere saperlo, insomma. Oggi colazione con una brioche e il caffè latte. Questo qui è, però ho usato il caffè quello solubile stavolta. Mi dà un po' il senso di mare il caffè solubile, perché ti danno negli alberghi quel caffè che sembra quello solubile. Non è possibile. Non è. Mi sono messa un braccialetto, mi sono girata e Panna si sta bevendo il mio caffè latte. Ma l'avevo appena fatto, era ancora intero. Ha detto che è buono. Grazie se è buono. Era mio. Ce l'ha bevuto. Devo rifarmi il caffè latte. Io non posso farmi il caffè latte per bermelo. Io no, non posso perché c'è Panna che deve berlo. Panna, mi scusi. È buono il caffè latte? Mi sono appena arrivati 2 pacchetti. Ho fatto un ordine da perline e gioielli e un ordine da arte deco, però il video o il creativo lo metterò verso fine agosto perché tutto ciò che creerò con questo materiale che ho comprato, madonna, ho preso paura, c'è Pepe che è pazzo nella borsa, cioè è schizzato. Tutto il materiale che ho preso, che non è tanto, farò dei video con questo materiale e andranno online da settembre-ottobre, da settembre in poi, per cui ho deciso di mettervi questo haul creativo in agosto, a fine agosto, così poi in settembre inizio con dei video nuovi. Ho messo sul braccialetto perché in realtà volevo andare via di casa e invece sono le 10:30, sono ancora qui. Ho appena visto il video di Greta Menchi, l'ultimo che ha fatto, che parla di Pokémon Go, tipi di persone su Pokémon Go. Volevo dirvi questo, anch'io ho iniziato a giocare, ma mi sono dimenticata di dirvelo prima. Il pro di questa applicazione, di questo gioco, è che ti fa uscire di casa, ti fa camminare. Io non ho mai trovato uova di Pokémon, però so che se si trovano uova di Pokémon si deve camminare tot chilometri per schiuderle. E quindi è un sistema per stare di fuori, per camminare, per fare moto, insomma. E quindi, lo trovo un giochino carino, da non prendere troppo sul serio, sempre, ma con tutti i giochi è così ovviamente. Oggi si mangia wurst, io li chiamo Würstel con patate. Sono all'Eurospin, abbiamo appena messo la spesa, stavo guardando tipo, in macchina, solo che abbiamo notato che c'è tutta la gente che ci guarda. Adesso io non so perché, non so se è per la mia testa perché ho i capelli rasati e solo quelli sopra lunghi, non so perché magari li ho fatti così biondi allora mi guardano, o se magari ci riconoscono. Mia mamma
attraverso Instagram e me attraverso i video, non lo so, solo che ci fissano tutti. È strano. Va bene, dai, andiamo verso casa adesso. Sono le 9:40 circa, oggi è martedì. Mi sono montata questo paio d'orecchini perché sì, avevo lì queste gocce qua e ho detto mi faccio degli orecchini per me. Sono le gocce che avevo comprato da Perline Gioielli. Per forza. Adesso vi faccio vedere il caos. Sto sistemando i cassetti della cassettiera, quella dove ho sopra il computer, e anche questo qua centrale, che è il cassetto dove tengo tutta la roba creativa, che poi alla fine ci fico dentro di tutto, non solo la roba creativa. E ecco, sto sistemando questa cassettiera. Ho già fatto il primo cassetto e... no, il primo cassetto è vuoto. Oddio, ho un cassetto vuoto. Io ho ficcato tutto negli altri perché... no, va bene. Ho tutti questi quaderni vuoti. Cioè, ecco, accumulatrice di quadernini piccoli. Però io volevo andare a farmi un giro e quindi cerco di fare alla veloce lì e poi vado a farmi un giretto. Sono ancora nel bel mezzo del casino. Cioè, ho tutto un casino qua, veramente. Perché nel frattempo è successa una cosa, quindi non sono riuscita ad andare avanti. Sono dai miei. È successa una cosa, quindi sono venuta qua. Quindi oggi mangio qui e devo avvisare ancora mio moroso. Nina. Nina. Dove vai? Cosa fai? Stella? Quindi oggi pasta con il ragù con dentro anche i funghi raccolti domenica. Che belli che sono sti orecchini proprio carini. Eccomi a casa, sono le 4. Ho le cose da stendere lì, ma non c'è sole, non posso stendere, quindi cioè stendo lo stesso di fuori adesso, vedo se riesce a asciugarsi un pochino quella roba. C'è il piccolo che sta giocando con una mosca che si è nascosta nell'angolo, ma boh. Sì, ho diverse cose da fare qui in casa, devo cambiare le sabbie ai gatti. Che cos'è? Un'altra mosca c'è? È pieno di mosche. E niente, mi accendo il computer perché oggi non l'ho ancora acceso. Vedo di stendere e ci sentiamo domani perché non è stata una bella giornata, quindi ci sentiamo domani. Dovevo aggiornarvi su una cosa, mi sono dimenticata completamente. Praticamente ho ricevuto una mail da una ragazza della redazione di Wish e praticamente, lo dirò 20.000 volte praticamente, mi ha chiesto se potevano usare dei pezzi dei miei video Wish nel loro canale YouTube e quindi io ho accettato, gli ho scritto basta che mi scriviate il mio nome o il link al mio canale eccetera, allora io accetto, sì, insomma pubblicità, anche se è gratis ma almeno è pubblicità. In questo paese ci sono veramente delle persone maleducatissime. Finché non ci hai a che fare proprio personalmente da vicino, non te ne rendi conto. Poi però sembrano degli angeli agli occhi della gente, ma veramente le persone hanno veramente delle fodere di cemento armato davanti agli occhi. Non vedono. Tutto bello, tutto perfetto, tutto... no, anzi, vi dirò che in questi paesi piccoli... anzi, non è tutto rose e fiori, è veramente peggio delle città perché ci si conosce tutti e tutti sbabbiano di tutti, inventano storie sulle persone, veramente no, è proprio brutto abitare qui per questo motivo, perché c'è veramente tanta invidia, tanta cattiveria, maleducazione. Io mi lamento sempre di questo, ma so di aver ragione, perché se no non ve lo direi. Io non sono una persona falsa, non racconto il falso in giro, per cui io racconto sempre la verità, io sono onesta, lo sapete, sono troppo schietta e si vede, non ho nessuno di qua che mi segue, che mi sostiene in quello che faccio, quindi a parte i miei parenti più vicini, ecco. Niente, volevo dirvi questa cosa e vi aspetto domani, vado a fare merinda. Ciao ciao!
Buongiorno, oggi spero sia una migliore giornata di ieri. Oggi è mercoledì e, essendo mercoledì, oggi deve arrivarmi un pacco. Ho preso sapete la pasta remover per i bolli di pelo dei gatti? L'ho preso per Panna perché Panna ha sempre bolli di pelo, poverina. Poi ho preso, sempre per i gatti, il Frontline. Il Frontline ho preso quello da 4 pipette, era 14 euro e qualcosa, ha solo un principio attivo, non ne ha due come quello da 3 pipette che costa dai 19 euro in su. Però è quello che serve a me, non mi serve altro, quindi l'ho preso per loro. Adesso sto bevendo il mio Power Cocktail. Voglio mangiarmi questo qui che avevo comprato e i gatti hanno già mangiato. Ho aperto a far prendere aria, adesso passo il pavimento e poi faccio il letto e solite cose della mattina, solite. Ieri sera ho lavato i capelli da sabato, che non li lavavo, perché le tinte, la decolorazione sgrassa tantissimo il cuoio capelluto e quindi non mi è servito lavarli, veramente. Infatti mi piace fare le tinte proprio per quello, perché mi sgrassa la cute. E ecco, ho rimesso come si chiama? Il white toner e sono belli biondi, belli belli. Solo un po' qua sono rimasti scuri qua. Ogni tanto mi sembrano quasi rosa, tipo. Comunque sono lunghissimi. E è tutto merito dei prodotti Fitline, perché altro non sto prendendo. Neanche alzata dal letto, già sugli orecchini oggi. Vabbè. Ho la roba stesa in casa perché ieri non ho potuto stenderli fuori e quindi ce l'ho lì. Che bello. Mi sono accesa la tarta alla vaniglia. Non vi avevo più fatto vedere come erano cresciuti i fiori, cioè come sono cresciuti i fiori. Guardate, sono dei bomboloni enormi, anche quelli là via, però sono cresciuti più questi di qua. Guardate cosa mi è arrivato. Allora, mi è arrivata questa roba che ho in testa, praticamente è l'elastico con i capelli finti, che alla fine stanno anche abbastanza bene con il colore che ho adesso. Non so come mi sta, ditemelo voi. L'ho preso su Wish e insieme mi hanno regalato un elastico con questo fiocchettino. E poi mi sono arrivate diverse cose che ho detto, oddio che belle. Una ce l'ho sul telefono, è una cover. Avete presente quelle cover che si illuminano per fare le foto? Vi faccio vedere l'effetto. Aspettate che trovo il bottone. Ecco, così ho la luce. Se io vado al buio, sono illuminata finalmente. Eccomi. Sono nello stanzino e mi si vede senza la luce della cover. Ecco, cioè c'è una certa differenza. Stamattina mi sono riempita di virus il computer e poi un casino, sono riuscita a sistemare tutto, non andava più il computer, cioè se non mi va più questo computer io sono fritta perché ho tutto lì. Adesso aspetto che arrivi Franz e poi si mangia. Siamo a Belluno, io non mi sono neanche truccata alla fine, sono partita da casa così. Siamo a Belluno, siamo venuti a vedere della macchina, quella che abbiamo portato qui alla Peugeot, perché è ancora qui. E qui trovano sempre qualcosa che non va, casualmente trovano sempre qualcosa che non va. Poi andiamo a vedere di un frigo e non per noi. Siamo nel casino del McDonald's, no, non c'è casino, vedete che il parcheggio è praticamente vuoto e andiamo dentro, è vuoto anche dentro mi pare, sì, che lusso. Abbiamo fatto un giro in un negozio dei cinesi che io non ero mai entrata perché l'hanno aperto da poco. Tu vai se vuoi e non filmo dentro perché magari si lamentano, ma c'era tantissima roba, cioè c'erano magliette scontate, praticamente costavano 3,90 €. Mi sarei comprata di tutto. Niente, entro dentro.
Buongiorno, oggi è giovedì, mi sono messa il bracciale come collana, come vi ho fatto vedere per l'altro bracciale. Volevo farvi vedere il Frontline che ho preso ai gatti. Questo qua ha solo il fipronil dentro. Questo qui è quello che ho preso io e ce ne sono 4 dentro. Piove oggi, adesso mi metto la mia crema sulle mani e vado a comprare il pane perché sono senza. E forse oggi mi va a prendere la pittura mio moroso perché deve passare comunque di là al colorificio e quindi sì, ci passa, è di strada e quindi me la prende. La situazione a smalto è questa, è rovinato sulle punte e con stasera è una settimana che ce l'ho su. Vado perché sennò diventa sempre tardi. A dopo. Silvestro! Ciao Silvestro! Ciao mio Silvano! Ciao Alfa! Ciao Zeta! Oddio Alfio! Alfio! È bello il mio Alfietto! Alfio! Ciao! Andiamo! Ciao Piki! 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 Per chi non lo sapesse, lei è la mamma di Pepe. L'ho detto un po' di volte, ma c'è sempre qualcuno di nuovo, allora. Sì, tu! Infatti chiacchieri! Come Pepe! Ah, Betta! Betty! Angela! Ciao Angela! Ciao Zeta! Ciao! Oh Pinky! Bella Pinky! Oh Sprite! Ciao Sprite! Ciao Sprite! Ciao Gastone! Aspetta Gastone! Ciao Gastone! Oh bello Gasti! Non fate le baruffe! Non piove più. Adesso sto andando sulla casa, ho comprato anche un giornale, dopo vi faccio vedere. Con calma. Ok, aspettate che accendo anche questa. E io quasi, sì, ho acceso la ventola. Come sempre, accendo sempre la ventola. No, accendo anche il neon perché è veramente buio qua dentro. Ok, quindi ho preso la Milka con Oreo, poi ho preso, vabbè, il pane, 7 panini, 1,48 € e poi ho preso questo giornale qua, il To Style, perché c'è il doccia sole dell'Equilibra, a 1,50 €, insomma. Fanno sempre, quest'estate hanno fatto parecchie offerte del genere. Oggi, visto che sono andata a ritirare i 2 euro del Gratta e Vinci, ho preso un altro Gratta e Vinci che avete visto prima che avevo in mano, però non ho vinto niente, cioè era meglio che mi tenevo i 2 euro. Vabbè, qua i gatti hanno mangiato tutto, hanno giocato, hanno fatto un po' di casino vario, però sono gatti, giocano parecchio loro. Va bene, niente, allora io adesso vedo di preparare già la tavola perché come al solito sono già le 11 passate. Allora noi ci sentiamo più tardi. Ho finito adesso di registrare un video, sono le 5, non so quanto ci sono stati, no, ho registrati 2 in realtà, non uno, ma quest'ultimo sono stata una vita, è stato il video wish numero 11 e con questo vi ho fatto vedere tutto quello che mi è arrivato fino adesso. Mi sono fermata assolutamente con gli acquisti perché non riesco a starci dietro e che comunque sono sempre acquisti fatti con i miei soldi e quindi mi sono data una calmata, adesso non sto acquistando da un bel po'. Adesso metto a caricare il telefono, ho già editato il video, devo solo esportarlo, quindi adesso vi abbandono, ci vediamo domani, mi metto ancora al lavoro un po', e al lavoro, tra virgolette sempre, e poi faccio merenda. Ciao ciao, a domani! Ciao! È sera, sono le 9 di sera e c'è questo gatto qua giù. Non so che gatto sia, non posso neanche illuminarvi la scena. Insomma c'è questo gatto, gli ho dato qualcosa da mangiare. Ma io so che c'è questo gatto perché l'ho visto più di una volta. E quindi l'ho chiamato e gli ho dato qualcosa da mangiare. Ma è di qualcuno sicuramente. Non è mal tenuto. È bello. È color crema, ha gli occhi azzurri. Ha una coda grossissima. Vabbè, vi auguro buonanotte, a domani. Buongiorno con il gatto sulla finestra. Oggi è venerdì e c'è il sole, c'è però aria fredda, ci sono 13 gradi di fuori, abbastanza fresco. Eccomi qua, sono in straricardo. Allora,
Si è annuvolato tutto il tempo. Ah, niente, sto preparando la pasta perché è mezzogiorno e 20 quasi, quindi sono in ritardo. Cioè in ritardo, sono giusta, ma a fare video sono in ritardo. Devo ancora fare il letto. Devo ancora fare il letto, vi dico solo questo. Ho giocato computer e mi è arrivata una robetta da Wish che non vedevo l'ora arrivasse e non vedo l'ora anche di provarla. Non vi anticipo niente, farò un video a parte su questa cosa. Rieccomi, è già tardi, sono le... mamma mia, non ci vedo, le 6:15 e devo farmi una doccia. Sono in ritardo perché sono stata a computer fino adesso, infatti ho mal di testa e... boh, perché sono stata troppo a computer. Adesso... intanto chiudo la porta perché fa freddo fuori. Ah, fuori ci sono 23 gradi, però io sento un freddo addosso che sono in pantaloncini corti, per cui sento tanto freddo. Adesso sì, volevo andare a lavarmi, però prima preparo la tavola così è già fatta e posso stare quanto voglio, insomma ho tempo un'oretta almeno, perché mio moroso è andato fino a Belluno di nuovo, perché l'altro giorno non abbiamo mica preso il frigo. Perché poi non andava bene, e poi invece adesso a quanto pare andava bene e quindi è andato giù a prenderlo fino a Belluno. E... oh, si è resettata, si è formattata la memory card. Stavo facendo delle prove, delle cose e... beh, adesso c'è ordine, prima c'era un disordine, mamma mia. Voglio concludere questo weekly dicendovi delle cose. Dunque, nessuno di voi qua online in internet mi ha detto queste cose. Sono delle parole che mi sono state dette nella vita reale di tutti i giorni, ecco. Allora, mi è stato detto che sono una merda, che devo buttarmi giù per il water e che sono una cretina. Io non dico altro se non che la persona che me l'ha detto può solo vergognarsi, veramente, può solo vergognarsi. Eppure ci sono persone del genere, qui ovviamente, vi ho detto, non è facile vivere in questi paesi, soprattutto quando vuoi essere una persona diversa dagli altri, non è per niente facile e io ne sono la prova, veramente. Arrivano critiche di tutti i tipi e sì, però almeno io faccio qualcosa nella vita, quindi boh, non dico altro, non dico altro. Vi lascio, vi ringrazio per aver guardato questo weekly vlog, spero vi sia piaciuto anche se sono stata un po' giù di morale, ma non vi ho ripreso i momenti peggio perché non deve far parte dei weekly vlog la mia vita più privata, nel senso se mi succede qualcosa, se posso dirvela ve la dico, ma sempre con un certo distacco e basta. Devo anche togliere lo smalto perché adesso non mi piace, è proprio rovinato. Vado a fare le mie cose, vado a preparare la tavola e ci vediamo la prossima settimana. Grazie e grazie a tutti per avermi lasciato tutti quei commenti belli sotto al video dei vestiti indossati. E grazie, veramente. Ciao!